Venerdì 17 di novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda la vicenda che interessa due giovani veneti. Nessuna traccia dei due ex fidanzati a 5 giorni dalla scomparsa. L'auto domenica in Carinzia. Ricerche anche sul Vajont, ricostruito il tragitto della Punto Nera ieri per l'ostrazione in zona diga dei vigili del fuoco. Punto Nera in fuga attraverso le province di Venezia, Treviso e Pordenone e poi su fino al Vajont per arrivare a Sesto e sconfinare in Tirolo e Carinzia. Ricostruito il tragitto dell'auto di Filippo tra sabato e domenica da Vigo Novo verso il Trevigiano lungo la Noalese e poi a nord. Tutto questo mentre più di 100 persone cercano i due ex fidanzati. Gli uomini della protezione civile battono anche canali e argini dei corsi d'acqua lungo la riviera del Brent. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 7. In questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, l'auto di Filippo in transito a Zero Branco, foto del targa system del comune. E sempre in merito alla ricerca dei due giovani ex fidanzati, nel Trevigiano la prima foto dell'auto in fuga catturata dalle telecamere, la Punto Nera di Filippo Turetta, è stata fotografata appunto dalla targa Sky System dopo la mezzanotte di domenica. Altra foto di copertina che ci porta a San Vito di Cadore, iniziati gli sbancamenti, variante il comitato si appella agli ambientalisti. I cittadini contrari alla realizzazione della nuova strada, nella foto i primi sbancamenti vicino alle case ed ecco appunto la zona di sbancamento. Nelle cronache troveremo Dolomiti Ambiente, GSP è pronta a occuparsi dei rifiuti, sindaci divisi. La nomina prima donna alla guida della Polstrada, più controlli. Luciana Giorgi punta tutto sulla prevenzione ma annuncia utilizzeremo il laboratorio mobile forense nei controlli contro alcol e droga al volante. Curiosità, la passione per le stelle, Balcon cacciatore di supernove. L'astrofilo bellunese Claudio Balcon ha festeggiato con i colleghi toscani il raggiungimento delle 100 classificazioni di supernove, le grandi esplosioni stellari che illuminano e sconvolgono l'universo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta in Comelico, Galleria Comelico, allarme appalto. Mercoledì è scaduto il bando per i lavori di sistemazione e alcune aziende non hanno presentato offerte, ingestibile. La prossima settimana si conoscerà l'esito ufficiale. L'Unione Montana convoca i sindaci per questa sera. Il comitato Galleria Comelico Bis lo va dicendo da ormai quasi 2 anni e in questi giorni lo sta ribadendo in tutti i modi. Il cantiere all'interno della Galleria Comelico lungo la statale 52 Carnica costituirà un disastro per il tessuto socio-economico del territorio, ma a questo allarme se ne aggiunge un altro, che al bando dell'ANAS che scadeva ieri non abbia risposto alcuna impresa, che insomma si stia ricreando una situazione simile a quella della pista da bob di Cortina. La notizia non è ufficiale, ma molte voci autorevoli in paese suggeriscono che le aziende ritengano ingestibile l'appalto. L'approfondimento dei toscani a pagina 2. La foto di copertina invece ci porta ad Auronzo, interessamento giallo-rosso, il sindaco però frena. Ritiro estivo ad Auronzo dopo la Lazio, ecco la Roma. La classica esultanza di Paulo Dybala che vediamo in questo scatto. Dopo un gol il mancino sudamericano è insieme a Lukaku e Mourinho il simbolo della Roma che starebbe pensando ad Auronzo per il ritiro estivo. Quasi un derby con la Lazio, ma il sindaco smentisce. Colletta alimentare per 3.000 bellunesi bisognosi. L'appuntamento è per domani in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare. Anche il Gazzettino dedica in prima pagina un richiamo alla nomina di Giorgi nella veste di comandante per le Olimpiadi, ma punterò molto sulla scuola. Parliamo ovviamente di polizia stradale. La dirigente Luciana Giorgi che arriva appunto come vicequestore di Belluno. Feltre, panoramica riaperta 15 giorni dopo la frana e un altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino, Longarone e Safilo autorizzati 2 anni di cassa. Nessuna sorpresa e anche l'ultimo passo che riguarda Safilo conferma le premesse con un decreto che interessa 2 anni fino al 12 novembre 2025. Il Ministero del Lavoro ha autorizzato la corresponsione della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti in Novatec SRL. Una delle 2 aziende, l'altra è Telius, si è fatta a carico di assorbire i lavoratori in uscita da Safilo.
Sport, l'ex top 10 del tennis Maria Kirilenko sceglie il circolo di Fisterre per i suoi figli. Ancora Feltre, Teatro La Sena, passi avanti del comune per il restauro. Il caso squalificato il campo di Feltre, ma il club pensa al ricorso. Addentriamoci quindi all'interno del Corriere delle Alpi, poi passeremo all'edizione del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano riguarda il giallo di Vigonovo, ricerche separate per Giulia e Filippo, l'appunto in Austria, lei vicino a casa. Sequestrato il video della Dior di Fossò che ha immortalato il litigio, gli investigatori avrebbero trovato capelli per terra. Centinaia di uomini impegnati nel nord-est, al setaccio i luoghi dove è passata l'auto, e lo avete sentito, l'auto è passata anche in provincia di Belluno, nella zona di Longarone. Ricostruito il percorso grazie ai rilevamenti del Targa System, le tracce oltre confine. E appunto una traccia, lo avete sentito, siamo a pagina 3 del Corriere delle Alpi, porta al Vajont. La Fiat Punto di Filippo Turetta è stata immortalata dalla Targa System alle 7:37 di domenica scorsa a Palafavera nel Val Zoldano. La prefettura ha predisposto le ricerche lungo la provinciale da Erto. Orridi canali, dighe, la diga, quella del Vajont, Giulia Cecchettini, viene cercata anche in questo fazzoletto del Longaronese che scavalca verso Pordenone, poi su sull'altro versante Zoldano, lungo la strada provinciale 251 nella zona di Igne, dove è nota una passerella tanto mozzafiato quanto considerata pericolosa. A 5 giorni dalla scomparsa, ieri è scattato anche nel Bellunese il dispositivo per la ricerca persone di Giulia e Filippo, in particolare sotto il coordinamento di prefettura e carabinieri. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno attuato una serie di verifiche, battendo loro il lato bellunese del Vajont nella speranza di trovare indizi di Filippo e magari di Giulia. Ricerche di polizia giudiziaria legate al segreto istruttorio e a qualche segnalazione del passaggio della Fiat Grande Punto Nera, sulla quale si spera ancora siano Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. I vigili del fuoco sono partiti con 6-7 mezzi coordinati dall'unità di soccorso avanzato. Vajont e Igne, il primo luogo nella fuga è la congiunzione con il Pordenonese, la seconda località sulle coste dell'altra sponda del Piave porta verso lo Zoldano e verso quel primo rilevamento di Targa System al Palafavera. I punti chiave conosciuti del viaggio dell'appunto nel Bellunese sono infatti quelli di 2 registrazioni del Targa System alle 7:37 di domenica 12 novembre al Palafavera nello Zoldano e 2 ore dopo, intorno alle 9, a Ospitale di Cortina. Il terzo, sempre segnalato dalle telecamere, è quello oltre il confine altoatesino a San Candido. Ma come arrivare a Palafavera senza passare per la 27 a quell'ora del mattino del 12 novembre? Nel paese ricostruito dopo il Vajont si ritiene che l'appunto sarebbe arrivata dal versante della diga, da quel pezzo di provinciale 251 che scende da Erto, dunque dal Pordenonese, una strada, quella che viene dal confine friulano, disseminata tanto di telecamere quanto di orridi e sentieri anonimi dove potrebbe sembrare semplice nascondersi, cadere, gettare, sparire. Il passaggio è stato registrato, ma ieri sera non si sono trovati riscontri. Del resto le ore di lavoro delle squadre sono state presto immerse nel buio. Silenzi, speranze e quel timore non detto, cerchiamo e vogliamo trovarli vivi. Il lavoro dei volontari della protezione civile che setacciano palmo a palmo argini dei fiumi e i casolari fra Vigonovo, Fossò e Noale. Filippo non può averle fatto male, il papà del giovane convocato ancora in caserma ha soldi in tasca per vivere alcuni giorni, ora tornino entrambi a casa. Nessuna invidia per la laurea di lei, a lui potrebbe toccare la sessione di marzo, Giulia prova per lui ancora qualcosa visto che uscivano spesso assieme. Queste le dichiarazioni del padre di Filippo. Ma passiamo adesso alle notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 18, l'assemblea dei soci, GSP può comprare Dolomiti Ambiente e sindaci spaccati sul futuro dei rifiuti. La società dell'acqua pronta a esercitare il diritto di prelazione, Sommavilla così autonomi nella gestione del servizio. E sempre a proposito dell'assemblea dei soci di GSP Consorzio e Sitta Levigo, via il progetto per l'unica sede, l'assemblea dei soci ha dato l'ok, soluzione migliore anche per gli utenti, approvato il bilancio dei primi 6 mesi, patrimonio netto a 59,8 milioni di euro. Pagina 20, la nuova dirigente donna al Polstrada, più servizi e prevenzione. Luciana Giorgi, vicequestore, è arrivata da Terni e sostituisce Salvatore a Torino. Intensificheremo i controlli sul territorio con il laboratorio mobile forense. Si punta anche all'educazione stradale tra i giovanissimi e sui banchi di scuola. Altre notizie brevi, conoscere le emozioni, lezioni per i ragazzi nei sabati di dicembre a Belluno. Longarone Fiere, MIG, conto alla rovescia, ospiti da tutto il mondo.
Passiamo a pagina 21, un venerdì di disagi, scuola, trasporti e uffici pubblici, occhio dei servizi per lo sciopero. CGIL e UIL protestano per la nuova manovra di bilancio, il governo si è dimenticato delle persone che lavorano. La passione per le stelle, pagina 22, balcone, cacciatore bellunese di supernove, i lampioni spenti facilitano le mie ricerche. In Toscana l'Astrofilo è stato festeggiato per il raggiungimento delle 100 scoperte, ora è già a quota 112, con la classificazione della SN 2023 RAF ha infranto 2 record, la più lontana a 900 milioni di anni luce e la più debole. La prima conquista è datata a 2019 e le sue osservazioni dal giardino di casa, l'approfondimento è a firma di Fabrizio Ruffini. Il caso, articolo a firma di Alessia Forzin, Belluno, Tassei vuole avere il suo capofrazione, 75 firme al sindaco. E ancora oggi alle 18, sempre dal capoluogo, cicchetti autunnali nel cuore della città. Passiamo alle notizie che riguardano Feltre, pagina 24, Piazza Maggiore, Teatro della Sena, addirittura i lavori per la scala esterna e gli ascensori, variante a ribasso di 139.000 euro per velocizzare il cantiere, resterà poi da eseguire il delicato rivestimento esterno. Altre 2 notizie brevi da Feltre, disponibili i moduli per danni da maltempo, per informazioni contattare appunto gli uffici comunali e ancora aiuti a Belluno Donna con i prodotti Coop, l'iniziativa del supermercato Coop di Feltre. Sempre da Feltre, pagina 25, edifici recuperati, sentieri e attività, 8 comuni a misura di turista. Ieri sera il convegno sulla valorizzazione del territorio, gli interventi sono stati finanziati con i fondi di Confine. Viabilità, da ieri pomeriggio via Panoramica riaperta al traffico e ancora da Serena del Grappa riserva a MAB UNESCO concorso di cucina a chilometri zero. E rimaniamo a Serena del Grappa con pagina 26, chiamata raccolto appuntamento top legato alla biodiversità. Domenica l'evento nazionale di Coltivare Condividendo, scambio di sementi e tanti consigli utili per l'orto personale. 2 notizie di spalla, San Gregorio nelle Alpi, rigenerare l'acqua per conservare risorse, l'appuntamento oggi alle 20:30 al Museo delle Zocche, Quero Vass, la scrittrice Sacrato, oggi al Centro Culturale. Siamo a pagina 27, sedi Cobribano, basta auto in via Ricci, Deon, più sicurezza in paese. La strettoia era utilizzata come scorciatoia per evitare il traffico lungo la statale, emessa un'ordinanza e bloccato il passaggio nel tratto centrale della strada. Borgo Valbelluna, domani l'addio a Doriano, Limana, domani l'addio a Doriano, offerte ai cacciatori per ricordare il 65enne, funerale alle 11 nella chiesa arcipretale. Da Borgo Valbelluna 2 notizie, umidità nelle aule container, la scuola monitora il problema e ancora da Borgo Valbelluna opere di difesa idrogeologica sì unanime per Ronchena, questa è la dichiarazione dell'assessore Martino Bernard. Longarone e Marcolini, manager a lezione sull'importanza delle donne leader all'Accademia per i futuri vertici aziendali, riflettori accesi sulle competenze della dirigente femminile. Al Pago, in aula fondi e progetti, finanziati i lavori per i corsi universitari, Ponte delle Alpi, bonus per lo sport, torna al bando rivolto alle famiglie. E ancora da Ponte, incontro con l'Arma sul rischio di truffe. Siamo in Agordino, Rocca Pietore, la strada provinciale 563 torna aperta alla sera, sospiro di sollievo per Digonera. Dopo 5 mesi di stop totale al transito, da oggi via libera alle auto dalle 16:15, soddisfatto il sindaco di Rocca Pietore De Bernardin, dall'8 ottobre cantiere sospeso fino a primavera. E vediamo appunto la frana del 2012 che bloccò la provinciale 536 di Salesei. Donta cerca un nuovo proprietario per la ferramenta aperta dal 1870, Pancera verso la pensione, il negozio Bottecchia rischia di chiudere. E domani in Agordino, protezione civile, 180 impegnati nella esercitazione. San Vito di Cadore con pagina 30, variante ANAS, appello del comitato agli ambientalisti, fermiamo l'opera. La sentenza della Cassazione sull'ultimo ricorso si avvicina, chiesto l'appoggio di CAI, Cipra, MV, Italia Nostra e UNESCO. E vediamo appunto i lavori già in atto della variante che sarà o dovrebbe essere realizzata nel comune di San Vito di Cadore. Cortina, via al tesseramento, la Croce Bianca torna nei negozi. Ancora da Cortina, staff per le Olimpiadi, il comune assume. Notizie anche da Domeggio di Cadore, che esita all'eremo dei Romiti, partito il restauro degli affreschi, tecnici al lavoro all'interno dell'edificio che l'anno prossimo festeggerà 3 secoli. L'obiettivo è completare l'intervento a primavera, poi ci sarà la riconsacrazione.
Valle, rievocata la transumanza, feste e assaggi per oltre 140. A Auronzo Finanzieri, Stefani lascia, arriva Cerbino Tedesco e da Domegge, Spazzaneve, il comune si affida ai privati. Questa è l'edizione del Corriere delle Alpi, passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. La prima notizia che troviamo a pagina 2 riguarda il Comelico, le valli dimenticate, Gallerie del Comelico, allarme per l'appalto. A 2 anni di distanza dall'annuncio della necessità di lavori urgenti è vicina l'assegnazione del bando, ma c'è il timore di un altro caso Bob. I tempi sono scaduti e Comis rivela nessuna offerta da alcune aziende per il loro cantiere è ingestibile. Ianese, presidente dell'Unione Montana, ha convocato un vertice con i sindaci per questa sera. E sempre a proposito della Galleria del Comelico, De Pellegrin fa muro, consiglio comunale per salvare il Dante. Scusate, notizia che ci porta in Val di Zoldo. Eicher Clare è una valle ladina, l'autonomia dell'istituto va preservata anche di fronte a una diminuzione degli iscritti. Pagina 5, anche in Gazzettino di Belluno dedica spazio al nuovo vicequestore che è Luciana Giorgi, nuova comandante. Ho già l'esperienza di Torino 2006, prevenzione, coinvolgeremo le scuole, l'intervista vi aspetta a pagina 5. Binge SP, notizia che abbiamo già dato spazio leggendo il Corriere delle Alpi, restauro della Sena, invece siamo a Feltre, teatro verso la rinascita, l'amministrazione procede con i lavori alle scale d'uscita permettendo l'avanzamento graduale delle operazioni che porteranno alla riapertura. Feltre, dopo i lavori riapre la panoramica, a 15 giorni dallo smottamento la regionale 348 torna transitabile dando respiro alla viabilità urbana. La dirigente Maria Teresa Scaletta, la soluzione adottata possiamo definirla intermedia, è un passaggio importante. Ex Afil autorizzato 2 anni di cassa, il decreto ministeriale interessa chi è passato alle dipendenze di Novatec che potrà così usufruirne fino a novembre 2025. Il trattamento di chi è stato assorbito dalla Telius sarà invece totalmente corrisposto dai nuovi datori di lavoro. Siamo ad Auronzo, la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno. Il derby tra Lazio e Roma rivive per il ritiro in Cadore. Mediatori giallorossi all'opera per sondare disponibilità auronzane. Il sindaco Vecellio nega contatti, l'unica opzione sarebbe bianco-celeste. E ancora a Cortina d'Ampezzo, fatto di cronaca giudiziaria, il mio ex marito voleva uccidermi, l'amore è altro. Un centinaio di studenti ieri all'incontro di Bagus dedicato alla violenza di genere. Scusate, quindi non è un fatto di cronaca, ma invece una iniziativa per sensibilizzare appunto questo importante tema sulla violenza di genere. Sport, bellunese, la storia, l'ex top 10 Kirilenko a Fister, la russa ha scelto il circolo di Belluno per i figli tennisti come la madre. E adesso invece notizie che riguardano l'hockey, Hockey Italian League 2-3 tra Alleghe e Pergine ai rigori, Hockey Italian League 3-1 tra Feltreghiaccio Val di Fiemme. Sempre per il mondo dell'hockey, dei Bettini la sfida continua tal K, avversari forti. All'Olimpico di Cortina da oggi a domenica il quadrangolare di Coppa Europea, il Cortina alle 20:30 contro i danesi. Ancora sport, basket, Feltre 2 turni al campo, l'arbitraggio eccentrico della partita Under 17 femminile giocata sabato alla Luzzo sfocia in sanzioni dure da accettare. Curling, team Costantini in azzurro per una medaglia agli europei. Ginnastica ritmica, feltrine d'argento nel Winter Club di Cittadella. E ancora pattinaggio di velocità su ghiaccio, USG Pieve Cadore, sorprendente podio del team giovanile. Terminiamo con l'agenda, l'arte di Tiziano oggetto di culto per pittori e scultori della Cina. Un concorso internazionale porterà a selezionare 50 opere da esporre a maggio 2024 al Forte di Monte Ricco. E con questa notizia davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.